Euroregione.news. Rotary Club Lignano, martelletto a Marino Firmani. Al Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento, la visita del governatore del distretto 2060, Gianni Albertinoli, per il neopresidente Marino Firmani. Allora, prima mi piacerebbe dire innanzitutto cos'è Rotary, perché la premessa è fondamentale, non credo che tutti quanti conoscano. È comunque un'organizzazione che esiste da più di 120 anni, un'organizzazione internazionale, presente in 220 paesi nel mondo, con 1.400.000 soci. Quindi importante. Non siamo un ente di beneficenza come qualcuno ci scambia, siamo più un'organizzazione che finanzia progetti. Non siamo la massoneria, che è l'altro punto, perché andando in internet questo è quello che viene fuori, cercando i Rotary, e siamo persone normalmente impegnate nel mondo del lavoro, professionisti, consulenti, imprenditori, ma anche il semplice falegname, il semplice idraulico, che comunque hanno delle sensibilità e hanno un concetto molto alto del valore dell'amicizia e del fare, di impegnarsi per fare del bene, per aiutare le persone che sono meno fortunate di noi. Ci impegniamo ovviamente anche per fare tra di noi squadra. Per noi è molto importante il club, perché nel club ci riconosciamo e ci incontriamo periodicamente. Non è il classico club come lo possiamo pensare all'anglosassone, dove ci si trova col sigaro in mano, il bicchiere di whisky, però comunque anche noi abbiamo una parte conviviale importante. I ragazzi, che sono parte importantissima anche del nostro Rotary, sono ragazzi che hanno a cuore questi nostri stessi valori e crescono, si sviluppano con questa idea. E quindi il nostro motto è Unite for Good, uniti per fare del bene, e che ci rappresenta perfettamente. A Lignano perché il distretto 2060 Triveneto è distribuito su 3 regioni, quindi Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, 96 club, Lignano è uno di questi 96 club ed è uno sicuramente dei più attivi. Ne parlavamo prima col Presidente, abbiamo un'intensa attività proprio rivolta alla comunità che contraddistingue questo club come uno dei club più attivi e più importanti. Bene, il benvenuto dal Rotary Club di Lignano al nostro governatore Gianni Albertinoli. Io ho il piacere di esordire oggi come presidente con spirito di servizio e con il piacere di seguire questa attività per tutto l'anno 25-26 e di dare il benvenuto al nostro governatore. Il motto che ci contraddistingue quest'anno è United for Good. Abbiamo il piacere di stare insieme, abbiamo il piacere di fare del bene insieme, ma abbiamo anche il piacere di incontrarci per aggiornare le nostre conoscenze rispetto ai grandi cambiamenti epocali che stiamo vivendo. Dal Golf Club di Lignano per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.